Siamo una serie superiore a quella dell'anno scorso. Siamo dove dovevamo arrivare, non l'ho mai detta per 7 anni, siamo in Serie A1. Anche il presidente Paolo Vazzoler può pronunciare finalmente quella parola Serie A, obiettivo dichiarato ma mai citato esplicitamente nei mesi scorsi, un po' per prudenza, un po' per scaramanzia. Dopo 7 anni la De Longhi Treviso Basket ha conquistato la promozione vincendo gara 3 della finale di A2 contro Capodorlando e guadagnando il terzo pass per il massimo campionato di basket italiano. Giocatori, tecnici e dirigenti sono rientrati nel quartier generale di Sant'Antonino accolti da un drappello di tifosi avanguardia della grande festa in piazza in serata. Il miracolo fatto è proprio quello, c'era questa apatia, questo sedersi sui successi del passato, dare per ovvio che i successi fossero e venissero, e invece un po' alla volta, prima in pochi, poi sempre di più. Io li ho paragonati a tanti Forrest Gump che corrono e che si sono fermati solo durante la partita a far correre i ragazzi. È la vera figura allegorica che uso per raccontare cos'è Treviso Basket. Tanti, c'è un po' di contaminazione da successo indubbiamente, sarà il nostro compito riuscire a tenere vivo questa passione anche quando le cose potessero essere un po' più difficili, sperando che la piazza capisca comunque cosa stiamo facendo perché il basket sia quello che è tornato ad essere con non poche fatiche. Ora ci si godrà il successo per qualche giorno, poi si comincerà a pensare al futuro. Questa volta, assicura Vazzoler, la base c'è già. C'è la voglia di tornare ad essere nel palcoscenico di Serie A. Vi ricordo quanto abbiamo impiegato per essere protagonisti nel precedente percorso come Treviso, nella pallacanestro. Ci vorrà anche qui consolidamento. Tutto sommato alla fine i 5 anni di Serie A ci hanno fatto bene in tutti i sensi per creare anche una struttura, quella che poco fa il nostro senatore commentando cosa ho trovato qua a Treviso è nata dal nulla, è stata generata. Dateci fiato, chiaro che le opportunità vanno colte, soprattutto non vanno fatte sciocchezze per non sprecare quanto di buono si è fatto con l'apoteosi di quest'anno. Una squadra, questa Treviso Basket, improntata ad immagine e somiglianza del credo cestistico di Massimiliano Menetti, il coach sceso proprio dalla A1 all'inizio della scorsa stagione per coltivare il progetto di risalita. È una società ambiziosa, c'era una grande organizzazione, una grande città, una tifoseria fantastica. L'ho detto, c'era bisogno, credo che aver capito che c'era bisogno di una mentalità, di un'identità e soprattutto di quello che ho parlato, di questa sana ossessione per riuscire a vincere a tutti i costi e di riportare Treviso in Serie A. Questa è stata la grande chiave della stagione, grazie soprattutto al supporto e così all'empatia con tutto l'ambiente. Investito dei gradi di capitano a stagione in corso, Matteo Imbrò è stato l'emblema in campo del rinnovato spirito vincente di TVB. Quando è iniziata la stagione io avevo parlato con Max, anche il mio obiettivo era quello di vincere qualcosa, perché vincere ti aiuta a crescere ed ero stufo di arrivare sempre dietro agli altri. Quindi questo era il mio più grande obiettivo, questo l'ho trasmesso ai miei compagni, alla squadra. Siamo riusciti ad alzare 2 trofei, io li ho alzati da capitano e quindi sono molto felice.